Gimino, scusate, è che sta stanza dove si fa la causa amico moglie? E voi chi siete? Sono Gazzitono, marito e lasagna. Sì, signore, è qua. Accomodatevi. Tra poco sarete chiamati. Sapete se è venuto l'avvocato Ciaramella? No, è venuto solo il giudice Zampogna. Oi, e perché fai lo spiritoso? Ma è nervo che tengo mi scondo contigo. State comodo, non vi disturbate. Ma prima si non paga in galera veramente. Avvocato, voi avete capito come vi dovete comportare? State tranquilla e lasciate fare a me. Vi raccomando quando faccio la ring. Ma la faccio io al limone. E che c'è se che sto al limone? E vi nascite la ring. La ringa dovete dire, no la ringa. Ma voi lo stesso, voi lo sapete, io non ci tengo. Che se non ci tiene mai è guai sempre la grammatica. Gli ha portato pure il corpo del riato. E quale sarebbe? O fazzoletto, c'era i capelli o reggimento, c'è la vita con pilla pilla. Aggi. O presidente. E perché oggi fatto il servizio? E perché? Se no come mi difendete? Ah già, e io ho capito una cosa. Sta là, o Caliotto, poverito, l'ha fatta prima noi. Fate finta di non vederlo. Assettate per qua vicino a me. La corte! L'udienza è aperta. Procediamo per ordine. Pasquale Zitone e Concetta Lasagna. Presente. Venite avanti. Giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Quando voglio bene a Maron. Dovete dire lo giuro. Ma noi siamo gente seri, c'è bisogno di giurare. Alzate la mano destra e giurate. Lo giuriamo. Stanno facendo i tre moschettieri. Voi siete Concetta Lasagna? Signor sì. Di anni 35? E che c'ha recita a fare l'età mia? Qui non si nasconde niente. Eh sì, quando mi sparto con chi mi voglio mardare da volta, perché già va sapere fatto mia. E disgraziatamente qui il divorzio non c'è, perciò non mi fate innervosire. No, calmatevi, se no sa unisce dei nervi vostri e nervi mia, dobbiamo affermare. Direttamente al carcere se non la smettete. No, è bella, è bella, è bella. Dite un po', voi Zitone, per quale motivo non siete rincassato per 2 giorni? E c'è la vita spia essa. È statessa che non mi ha fatto in casa più. Perché mi tradisce con una femmina, mi fa il corno che stu disgraziata. È vero? Ma non narrate rette, che lo sei impressionato. Mi sono impressionata, sì. E sto fazzoletto sporco e russetto che è. E do Marchese. Quello che stai sopra primo piano in capo a noi, la caretta a coppa al balcone. E sto c'era i capelli anche. Sui capelli rabbonano mia mamma. Io e le mamme te conosco, erano russe, questi invece sono bianchi. E se sono scagnato un poco. E sto reggimento verde pure le mamme te. Sì signore, tengo a stipata per ricordo. E che ci metteva mamma da rindo? Che il San Giuseppe l'era passata agli anozze. E ci mettevi il ciapollo, teneva a piscina da cucina. Vattene, buciardo, che ti credi che il presidente è fesso che sa mbocca quello che lo dice tu. E allora sa da mucca che le cambiando tu. Io non mi ammocco niente, io esigo le prove prima di giudicare. Presidente, non fa maniera, non mi metti scorno a dicere, ma va a riducere senza mutanda sotto, frite. A calaves. Ma che facciamo, lo spogliarello in pretura? Una cuccia cagliata in galera. E che se sa fa frite? Basta che caccia che lì prozzola fuori è tutta felice. Sciupa, faccia toi, i tengo i cosci che sono confuso. Presidente, l'avete vista? Non ho visto E niente. volete vedere un'altra volta? Non voglio vedere niente, ma chi mi ha mandato a cangoppa a tutte e due? È stato l'avvocato del causa persi, se l'ha consigliato. Ma quando mai? Io stavo a casa mia per i fatti miei. Sei stata tu sei stata a causa e mi fa arrivare tutto questo. Ma io ti voglio bene. Vattene, famone. Sono 8 mesi e 17 giorni che non mi guarda proprio. Se sta contando mano a mano. E tu appena venga vicino me ne cacci. E ma voi volessimo fare cangoppa, dite la verità. Vieni a casa, fammi questa storia amici, siamo. Saluto il presidente e chiamo un ceno. E mi prometti che non mi fai pigliare collo di giù. Ti prometto. E dammelo asilo. Bondedetto a pezzichino. Al pezzichillo. Avvocato, ma dove vogliamo arrivare? Oh, lasciate fare eccelle, quello mo si conciliano fra di loro. E se ne vanno a conciliare al Parco della Rimembranza, questa è un'aula di giustizia. E giustizia sarà fatta, presidente, non vi pigliate collere. Concette, vieni a Pasqualino tuo, vieni. Pasquale, prendimi, son come tu mi vuoi. L'udienza è tolta, io devo far squartare tutte e due. Andiamo buone, presidente.